dammi che fumano, guarda, questo è il giovane d'oggi, ma è più drogato il mio nipote. L'altra volta ci ha prenotato al ristorante cinese a me e a Don Betto. Ho detto a me sto ristorante cinese non tanto mi piace. Io ho saputo che i cinesi si mangiano i cani. Ha detto beh, io ho saputo che si mangiano anche i gatti. Ho detto beh, i gatti no, è storicamente impossibile. E perché? Perché un popolo che ha avuto per una vita un presidente che si chiamava Mao, non si mangia i gatti, Mi sembra strano. Comunque siamo arrivati in questo ristorante cinese, io non c'ero mai stato. Ci siamo seduti a tavola e invece nei forchetti ci stanno i bacchetti. Ho detto beh, ma mangiamo un mazzo la batteria, ma ho detto ma cosa servono le bacchette? Ho detto beh, però so io, sei ignorante. Le bacchette servono a vedere se il cane è cotto e crudo. Scusa, come si fa a vedere? Torni lì. Se tu butti la bacchetta, quando la morto è ancora crudo. Quando non la morto più il cane è cotto. Che ci vuole? E poi arrivati il cameriere del sedile ci portare qualcosa da mangiare. Ha detto prima di ordinare, posso portare un risotto alla cantonese? Che sua, se la cantonese arriva prima di noi portatela, però noi siamo prima della cantonese, che è sta cantonese? Che cosa ci avete di buono? Ce l'avete? Non lo so, abbiamo gli bottini primavera, insomma, che pigliamo, perché? Perché possiamo a febbraio, i bottini primavera, sali, scappare lì, che schifo. Ma che si sta mandando? Ma scusate, non ce l'avete gli spaghetti? E certamente abbiamo gli spaghetti di riso e gli spaghetti di soia. Torna gli spaghetti di spaghetti. Non c'è sangue. Sì, ti portiamo gli spaghetti alla piazza. E ti facevo i panini alla piazza, chi se ne mangiato? Vabbè, portate gli spaghetti alla piazza, basta che mangiamo qualcosa. Allora portate questi spaghetti sopra la piazza bollente. Cascevo fuoco, il fumo. A un certo punto Roberto come l'ha visto si è alzato e ha fatto guardia, andiamo. Ho detto vabbè, brucia lì, ha detto no, brucia qui, lo scaccia vicino alla piazza. Ma fatti medicare, ti devi fare medicare. Ho detto ma come facciamo? Andiamo a qualche farmacia. Ho detto beh, stai calmo. La farmacia non c'è bisogno, hanno tutto qua. Come c'hanno tutto qua? Sì, le medicine ce l'hanno qua. Lo vedi che ovunque c'è sta scritto medicina. Che sta qua medicina, stai tranquillo. Rilassati. E poi alla fine abbiamo mangiato, che comunque bene o male abbiamo mangiato pure bene. E arrivato il cameriere ci ha portato un bicchierino con certo liquore. Ma guardate, l'ha messo tutta la fatta. Sa che? Dice, no, non lo so che cos'è, È un gioco a indovinare come funziona. È un gioco cinese drogato, ma io non. Ne ha portato un altro bicchiere, ha guardato, beh, sa che? Ho detto, beh, visto Sangazzi, sì che se lo sai che cos'è, diglielo. Non facciamo così. I cinesi sono assai, facciamo così. Digli che cosa, può piacere, ce ne andiamo da qua dentro. L'ha portato un altro a mio nipote. E sa che? Ho detto, io non lo so che è. Tu ce l'hai buttata, sta roba, hai capito? Insomma, allora veramente non facci la droga. E poi cinesi, tutti drogati. E andiamo, non si può.